vedo che ci sono un po' di defezioni. Allora, cosa dici? Prego, vieni per posto. Oh, benissimo. Quindi mi sto qua. No, di. Dice adesso documenti di. Allora, ho detto, già spaventato il nuovo professore Carlo Petrussi perché ho detto che Eros Costantini ci ha creato molte aspettative sul professore. E lui sa Chiedete la prossima volta. perché conosce molto bene. Comunque, per anni ha insegnato all'Istituto di Agrario Cividale, adesso è libero professionista come diritto agrario, giusto? E ha la particolarità di essere un pochino masochista come tutti noi, perché passa buona parte del suo lavoro, a curare un frutteto di piante indigene, soprattutto pelo, ma anche meglio la ciliegia. Quante ne hai di piante? 400. Allora, io ho già problemi quando devo portare È un altro mondo. una pianta. Mettiamolo fuori. Quindi, ovviamente ha problemi nel dare il nome, perché ormai le varietà non sono più. Non si divana, quella non è viticoltura. Ma insomma, quello lì lo dico. Quello ci vuole 3 giorni per spiegare il fatto. Va bene, allora saltiamo di preamboli. Ok. Allora, vi presento rapidamente il Club Cividale, sono anni 50, figlio di contadini, ho avuto la fortuna di trovarmi a Cividale nel 69, ero compagno di banco di Eros Costantini, che l'avete conosciuto, per cui il nostro rapporto è abbastanza vecchio con lui, anche perché poi abbiamo scritto diverse cose assieme, diversi libri che voi magari conoscete già. E Tiere Com'è? E Tiere Furlane. Chiave Furlane, la storia dell'agricoltura friulana, il Toccai, la Egolla, i vieti dimenticati, le vite dimenticate. Ma ecco, poi sono insegnato a Cividale fino al 2008. Io comunque da lontano faccio il libero professionista, consulente viticolo, aziende private e enti pubblici. Sono totalmente operativo, continuo a lavorare perché mi piace lavorare, in quell'epoca c'era gente a cui piace lavorare e richiudo il discorso che ha aperto gentilmente lui. Nel mio mondo di ricerca, di correre in giro per il nostro territorio, oltre che quando abbiamo fatto il libro nel 2008 le viti dimenticate, è un libro pubblicato dall'ESA che forse molto volete anche qui in commercio. Abbiamo ricercato i vecchi vitigni friulani che se ne stavano andando. Per fortuna abbiamo salvato, non dico tutti, la gran parte, però in quel momento uno si accorge anche per l'attività che fa, che non solo i vitigni se ne andavano, ma se ne andavano anche tutta una cultura che è legata alla viticoltura, che comunque la vedrete stasera in parte, la sfogliamo, ed era il discorso della frutticoltura, perché un'agricoltura del passato era un'agricoltura legata non solo all'apicoltura, ma tutto un po' a delle culture così legate al territorio, ed erano soprattutto i frutti, perché erano quelli che portavano i mercati locali, permettevano di portare a casa moneta sonante molto fresca, no? Quindi spiesi per certe zone, meli per altre zone, pere per altre zone. Ecco, una cosa che abbiamo parlato l'altro giorno, è stato Dani, molto gentilmente, se mi sfugge il nome, Enzo per la mia, è che molto spesso per chi ha provato fa queste cose sa che questi che chiamiamo i frutti antichi, questa genetica antica, è una cosa importante da salvaguardare, però non illudetevi che siano delle buone cose. Sono cose ad apparati diversi, con palati diversi, con gusti diversi, ma diversi. Sono importanti per la genetica. Questo sì. Quindi quello che io faccio è una mia passione, non c'entra nessun ente pubblico, perché io quando faccio le cose devo fare le mie spese, perché non voglio che nessuno interferisca nelle mie cose.
E c'è questo patrimonio che sono contento di aver salvato, anche perché buona parte delle piante, delle mamme e del papà non ci sono più, che sono morti, e che anche le piante si muoiono, poi magari si tirano qualcos'altro. Allora, poi vi chiedo un po' uno sforzo di, non so, forse non è facile, proviamo a provare a chiudere gli occhi e trovare tra gli anni 1950 e 1960, come era la nostra storia viticola. Noi eravamo in Friuli, gran parte degli agricoltori friulani erano mezzadri, poi era un affitto misto, pochi erano proprietari primi, chi lo era per qualche campo. Io ero uno di quei fortunati a casa mia che non avevamo né mezzadri né affitto misto, avevamo pochi campi, facevamo commercio di legno, diciamo che avevamo un certo mondo, no? L'altro mondo era invece quello del mezzadrifica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi viveva in via mezzadrificato doveva stare nelle condizioni abbastanza ferme nella mezzaderia, non solo di divisione dei beni, ma anche di certe condizioni della gestione dei fondi, no? E quindi era una cosa abbastanza dura, che ci dimentichiamo ormai di queste cose qua, molto spesso l'abbiamo dimenticate, però quando noi andiamo in campagna e si vediamo un bel palazzo storico, come può essere adesso, se ne parla molto con Tenico della fondazione di Clarissini, ricordatevi che quel palazzo lì è fatto perché c'erano 110 mezzadri che davano 60 al padrone e quell'altro lo tenevano loro e non avevano da mangiare. Se non dimentichiamoci mai di queste cose, oggi ce ne stiamo dimenticando, no? Ecco, quindi tutto quei bei palazzi a Udine, i palazzi di adesso, tutti i beni lasciati dal dottor Maseri a Udine, che sono dei suoi, diciamo così, dei suoi matrimoni, sono lì, nascono da lì, da queste fatiche, da questa gente che ha strette idee. Volevo dirvi, fare questa premessa che è importante, culturalmente importante. Anche alle chiese. Come? Anche alle chiese. Sì, sono chiese, c'è tutto un insieme. E questo è andato avanti, ricordate, negli anni 60. È cambiato quando, negli anni 50, 64, 65, per legge è saltata la mezzaderia. Quindi sappiamo, dice, allora, basta, andiamo. Sì, ho messo un titolo, ecco, questa qua, vedete, adesso io con queste immagini vi voglio portare in quella realtà di quegli anni. Qui siamo allo sbazzo, cioè la viticoltura friulana era divisa fra la viticoltura di collina, che era quella, fra virgolette, più pregiata, e quella di pianura, che era meno pregiata. Allora, in collina, le nostre colline, poi andate bene a spasso, vedete, sono ancora, queste case, vedete, ormai sono quasi gran parte diroccate, erano le case della Roncale, dove vivevano questi mezzadri. In queste case erano abbastanza classiche, voi le potete, allora, con questo si punta, ecco, voi vedete, mi sembra anche quello che si scopre. Ecco, vedete, la casa era quasi sempre uguale, no? Vedete, qui c'era la cucina, qui c'era la scala, le due camere, qui c'era il genere la cantina, qui la stalla e qui sopra c'era, ad esempio, c'era il finito. Una cosa che abbiamo dimenticato è che in queste case rurali le violenze sessuali sulle donne erano comuni. Quindi non crediate che sulle colline friulane non ci fosse questo fattore. Sappiate che era abbastanza pesante. Quindi ecco, poi normalmente nelle case non mancava mai l'immagine sacra. Vedete, c'era sempre l'immagine sacra che veniva normalmente fatta da pittori ambulanti che andavano in giro, si fermavano, mangiavano, dormivano e poi ripartivano. Questa è un'altra casa, sempre fatte con materiali locali, voi vedete qui sono arenarie che le troviamo sulle colline, quindi nella sistemazione delle colline poi venivano tolte questi sassi per fare le case. Erano case fatte in più tempi, mai qui non c'è un problema. Un pezzetto, poi aumentava a fine un altro pezzetto, quindi ci sono molto spesso le case
con una strana forma, una strana architettura rurale. La casa rurale c'era sempre fuori dalla casa, non le vidi, c'era il berceau. Questa è una caratteristica molto importante culturale, perché sotto questi berceau qua si nasceva, ci si sposava e si moriva. E che la cerimonia l'ho fatta sempre sotto questi berceau. Quindi era un punto di riferimento sociale molto importante. E anche qua, voi vedete, la cucina, le camere. Qui è una casa di lusso perché aveva le scale interne. Vedete, il granaio, la cantina, poi qui c'era probabilmente un ripostiglio. E vedete, guardate, per la cantina, per far passare le botti, avevano, vedete, fatto un piccolo angolo. Era per il passaggio delle botti. Sopra la classica immagine sacra. Siamo sempre sul Corriere di Rosazzo. Ecco, poi un altro aspetto erano i mezzi agricoli. Ecco, queste qua sono dei vecchi carri che erano con le ruote di legno, che negli anni 50 tutti questi carri qua furono sostituite le ruote con ruote di aeroplano degli americani o di camion americani. E negli anni 50, quando dopo la guerra americana, i masoni sostituivano le ruote di ferro con le ruote gommate. Vedete, sotto sono i pianali, il salar, quello là del salar per trasporti. Quindi sono cose queste qua che ormai non le vedete più, si trovano casualmente in giro ancora. Poi una delle caratteristiche di quella società qual era? Si faceva tutto in casa. Tutto quello che era possibile era creato in casa. Si attingeva pochissimo al mondo che era fuori. No? Io ho una mia immagine che non ho problema, lo trasmettevo via ragazzi a scuola perché era significativa, credo ancora sia significativa. Io avevo 4-5 anni, a Cividale era il mercato il sabato, io ho accompagnato mia mamma a vedere delle galline, perché era l'unico modo per avere dei soldi freschi. Però ho un'immagine di mia mamma che fuori di un negozio dove prima di entrare a comprare la pasta dovevo comprare i soldi per poter entrare. Quindi questa era l'economia degli agricoltori, quindi molto attenta e soprattutto di autoconsumo. In questo caso qua, voi vedete la botte, voi vedete quanto importante era una botte, vedete la manutenzione che fu fatta su questa botte. La dobra, probabilmente qui c'è una perdita, non è stata cambiata, ma è stata tagliata, vedete, e rimessi vicini i pezzi. E che non si poteva buttare via niente perché era fondamentale, perché in quel momento storico il legno era fondamentale per la nostra, per la cantina. Qui vedete, l'immagine sacra, vedete questa ce n'è una, ce ne sono in tutte le case, se le trovate. Questa è un'altra casa, vedete, qui un'altra particolarità che vi farò vedere adesso, le case rurali, vedete, è stata fatta in più volte, no? Vedete, prima qua, poi è stata alzata, è stata allungata, vedete, quindi ci sono più stili. Ma questa è la cosa più interessante. Cosa c'è qua? Vedete, c'è una terrazza. Negli anni 50, voi sapete che le donne nelle nostre case rurali avevano un compito importante, ma vivevano in modo non piacevole, perché dovevano fare da mangiare col fuoco d'estate e d'inverno. Quindi erano schiave del fuoco, di queste cucine, avete visto, poi ne vedremo alcuna, chiuse, basse, espose. Negli anni 50, una della prima rivoluzione che intaccarono un po' queste case rurali è stato il focolare in friulano. È stato fatto, cioè alla casa viene aggiunto un piccolo fabbricato, vedete, con la terrazza, vedete, qui non ci sono tegole, per mettere dentro il primo fornello a gas a 3 fuochi, se vi ricordate, quelle vecchie oggi tornano, con la bombola del gas, e quella per la famiglia contadina, per la donna rurale, è stata una vittoria notevole, perché non era più schiava del fuoco per fare da mangiare.
Ecco, quindi quando andate in giro, vedete questa, ce ne sono molti in giro ancora, ricordatevi perché è nata, perché lì sopra è una terrazza, vedete, non è tegola, è terrazza, una terrazza, poi è stata scaldata, perché la terrazza poi diventava fuoco. Questo è un altro esempio, vedete, anche in questo caso qua, vedete qui un pezzo di casa andava qua, poi è stato fatto un altro e andiamo avanti. Queste qua erano anche abbastanza pericolose, però il pericolo nel quel momento storico aveva un valore relativo rispetto ad oggi, no? Quindi voi ben capite questa cosa. Questa invece è anche un'altra casa rurale che adesso è abbandonata, che però ha un valore storico. Forse voi tutti conoscete il discorso della guerra partigiana sul Collo Orientale. Questa qua è la Casa Rossa che si trova nel Bosco Romano, dove c'era il comando dell'Homo Corpus. Comando lì? Come? Comando lì? L'Homo Corpus, del partigiano. L'esercito ricordavo. Sì, sì. Voi sapete, Portus, lì sono stati processati, questa casa. C'erano lì a Rosario, però è una casa di contadini, qui ci hanno vissuto fino agli anni 50. Ha avuto questo suo destino perché in mezzo al bosco romano, all'interno delle case rurali molto spesso il legno regnava, vedete, tutti i divisori erano fatti in legno, scale in legno, fortunati quando il pavimento era fatto di mattonella di cemento, di mattone, molto spesso era terra o pietra, quindi anche difficile da pulire, quindi pulire quelle pavimenti lì non era molto facile, era una fatica immensa. Voi vedete quelle scale in legno, non esistono più, queste qua è stata demolita la casa, vedete, gli scalini vedete come sono consumati. Divisione in legno. Un'altra cosa che noi abbiamo dimenticato è che le case erano dipinte con i rulli, forse qualcuno se le ricorda ancora, erano dipinte con i rulli, poi c'erano queste forme strane. Ecco, vedete, questa era una vecchia cucina, come vi dicevo prima, a basse, chiuso, popolare, poi viene smantellato tutto di notte in queste vecchie case, vedete, e erano tutti con colori a calce. Vedete le imposte aggiustate, vedete le seconde venivano tagliate, ritagliate, sistemate, perché non c'era disponibilità di denaro, quindi bisognava riciclare tutto in modo assolutamente, era assolutamente necessario. Altro aspetto della casa contadina era la concimaia ed erano anche i porcini, quindi facevano poi magari anche sotto il polare, c'era tutto un insieme, un mondo che girava su se stesso proprio perché era autoconsumo. Questa è una vecchia stalla, lo vedete ancora come nei pavimenti, ce ne si trova ancora qualcosa, almeno queste immagini possono salvare un po' della nostra cultura, vedete questo manca. Per quanto riguarda la stalla, un momento importante fu negli anni 50, quando si portò l'acqua, il bevere nella stalla, il beveratoio nella stalla automatico, perché prima bisognava portare quei sacchi nella stalla, quindi avere l'acquedotta, quei sacchi mattina e sera, dentro e fuori, era una fatica non da poco. Quando sono arrivate queste piccole cose qua che per voi servono, magari dicono poco, era una delle rivoluzioni. La concimaia, ecco, non dimentichiamo i servizi igienici, diverse forme, diverse cose che c'erano, questi sono rimasti fino agli anni 60, quando ci furono i 2 piani verdi a livello nazionale dove furono messi a disposizione dei contributi per la costruzione dei servizi igienici in casa. Quindi si parla degli anni 60. Prima noi eravamo là. Io sono passato per qua. Eravamo lì, anche perché noi eravamo molto spesso, mancava anche l'acqua corrente, che l'acqua corrente non c'era, perché era tutto un problema anche abbastanza complesso. Sì, di dietro, negli anni 50, non è negli anni 1300. E ricordiamoci bene queste cose qua. Comunque il letame, vedete, è una cosa fondamentale dell'equilibrio economico dell'azienda. Quindi il letame, che voi vedete lì, era un qualcosa che andava coltivato in azienda, andava nella concimaia sistemato, curato, perché era l'anello produttivo di tutto. Qui se vedete, cominciamo a vedere linee, vedete dove il letame viene stato usato per consumare le viti locali,
e qui invece è una concimazione nell'interfilare. Ecco, il Veneto al letame ha dato un nome molto bello, lo chiamo la grassa. Il letame serve a ingrassare. Il letame, quando parliamo di letame, quello serve solo per un mix di iniezioni solide e liquide assieme alla lettiera dei bovini. Oggi, probabilmente da un po' di tempo, sentite parlare anche di letame liquido. Questa è un'altra storia, perché quello è digestato, è quello che viene fuori dalla lavorazione del biogas, ed è un'altra storia. Però dall'interno del letame liquido è tutta un'altra storia. Voi andate adesso da dei negozi di Erarco, vedete il letame proprio ma liquido, in tanichetti, no? Non è quello, sono cose diverse. Però commercialmente quel termine lì appara sia dal punto economico sia dal punto così culturale. Questo invece è il trifolo incaunato. Il trifolo incaunato era molto usato nelle vigne del passato, si minava in autunno, si tagliava in primavera per dare ai bovini e quello che rimaneva faceva da sovescio. Sovescio vuol dire interrare, adesso come non avete sai quante volte interrare delle piante verdi per migliorare la sostanza organica del terreno e quindi la vita biologica del terreno stesso. Una cosa che sicuramente avreste visto poco è questa strana botte. Ora, nella stalla non si produceva solo l'età, ma si produceva anche il liquame. Voi probabilmente avete sicuramente visto i calbotte. Bene, questo è il papà del calbotto. Erano botti, vedete, di circa una decina di tonnelle, che venivano messi su un carro, erano fatte con larice, di larice, per portare il liquame nei campi, vedete? In alto lassù c'è il distributore, no? Ecco, qui sono riuscito anche a vedere la pompa che si usava per il caricamento. Questa è una pompa stantufo, questa veniva messa, nella concimaia c'era sempre un pozzetto di raccolta, veniva inserita dentro del pozzetto, qui c'era la leva che serviva per caricare. E ormai pochi l'hanno visto. Io ci ho lavorato, ma comunque sono riuscito a salvare l'immagine. Adesso cominciamo a imparare un po' nel piccolo. Qui abbiamo per le nostre colline, questa è la terra madre, se vogliamo così, della viticoltura di collina, e la madre arenaria. Questi sono la vostra oceani di 30-50 anni, 50 milioni di anni, scusate, che sostanzialmente tutte le colline friulane sono fatte di marne arenario in varie percentuali, in varie forme, ed è la base, vedete, per la nostra viticoltura. Questa rossa qua poi si sfà con il sole con l'acqua, diventa da un terreno argilloso. Le rocce più dure sono quelle che voi aveste visto prima, che facevano le case, no? Perché le case non c'erano mezzi di trasporto, per cui dove c'era la mana, dove c'erano i sassi, voi andate a Codorti, i sassi piccoli, non si dava i sassi grossi, perché in altre zone la sua era sassa grosso, forse piccolo. Questa qui è un'altra mana, vedete, questa qua è una mana di colore così grigio, che è abbastanza frequente. Al centro, voi vedete, ci sono dei mongoliti che sono dei piccoli fossili presenti su queste mani, perché sono abbastanza comuni. Sono un patrimonio queste terre qua. Queste terre qua però vengono rischiate facilmente. Quindi se la gestione delle colline non è fatta correttamente, in poco tempo si possono perdere 20-30 cm di terra. E questi 20 cm di terra perdono nel mare, per una perdita per la terra. È un valore che molto spesso ci sfugge, che non vediamo mai presente. Quando voi andate sotto la pioggia in collina, vedete che scende giù dall'acqua, la terra scorpore, quelle qui sono microparticelle che se ne vanno verso il mare. Quindi non è facile fermare. Comunque abbiamo, vedi, questa è una pianta di vite che sostanzialmente, come erosione, perso tutta la terra che la circondava. Quindi vedi, questo è un problema. Come un altro grosso problema per l'agricoltura di collina sono le frane. Gli smottamenti. L'acqua è qualcosa di micidiale, perché abbiamo un'acqua superficiale, come dappertutto, e abbiamo un'acqua profonda. Se non siamo bravi, non siamo capaci, non siamo attenti a intercettare queste situazioni qua, possiamo avere
dei notevoli frai che possono intaccare i terreni privati, ma talvolta possono andare sulle strade, quindi sono abbastanza complesse le situazioni, quindi non è facile neanche sulla collina lavorare. Poi c'è un'altra frana che non mai sale, perché vedete come la terra quando si muove, quando decide di partire, parte, nessuno lo ferma. Ecco, adesso andiamo così. Ecco, questo qua, vedete, è un bronco cordolato. Questo bronco cordolato 1929. È una delle ultime isole così, è presente a Rosazzo, una famiglia di quei proprietari così, perché ha voluto conservare per i suoi motivi. Questo è l'immagine che erano a Rosazzo, dopodomani abbiamo San Giuseppe, a San Giuseppe a Rosazzo si faceva sempre, si mangiava salame il giorno di San Giuseppe e era tutto Rosazzo, era così. Peli e cibo. Oggi è un piccolo spicchio di terreno, non troverete più queste cose qua. Perché non le troverete più? Lo spiegava il vostro amico l'altro giorno. Perché conservare, questo voleva dire che un agricoltore ogni anno andava nel bosco, prelevava delle piante di selvatico, se le piantava, se le innestava, moriva uno, ne piantava un altro, moriva uno, ne piantava un altro. Era una ruota che andava avanti negli anni, nei secoli. Negli anni 60, quando c'è stato l'esodo dalle campagne, c'è stata una frattura culturale. Nessuno più investato, nessuno più ricordato. Oggi voi andate su questi posti qua, vi faccio vedere dopo qualche mammut, qualche vecchia pianta salvata che sta morendo, non è più stato fatto il rinnovo e non c'è più nulla. Quindi è un fatto culturale. Vedete, questo qua un pero è morto, ho calcolato almeno 200 anni, questo è una Valle di Percotta. Il suo nome ce l'ho a casa come pianta, mi hanno detto che si chiama Cosa perché la pera sa un po' di tutto. Quindi molto spesso anche i nomi hanno quel significato. Questo qua è una cosa bellissima, ormai adesso se n'è andato, però anche le piante muoiono, solo che nel passato, prima che se ne andassero, le cambiavano, le rinnovavano, oggi non è stato fatto più. Questo è il classico ciliegio delle nostre zone. Le ciliegie di Rosazzo venivano, mia mamma partiva prima della seconda guerra mondiale con la bicicletta con 2 cesti doveva attraversare il torre e sul mercato unico le ciliegie. Quindi o se c'erano le pere a Udine, o Cividale o Comune. Quindi la mattina si raccoglieva, si preparava, si portava giù. C'era un consumo diretto, c'era il frigorifero, no? Ognuno, le massaie andavano sul mercato, acquistavano e mangiavano, quindi doveva ripartire. Ecco, questo è un ciliegio, un vecchio mammut che si trova nella Valle dello Iudero, vedete c'è il punto di innesto, vedete che qua probabilmente sta morendo, se non è morto rimane poco tempo, non so di che varietà sia, però ovviamente ormai non hanno motivazione. Ecco, questo vedete era l'arte dell'innesto. Non esisteva nessuna famiglia che non sapesse innestare spacco. Ora vedete questa io la chiamo un'opera d'arte. L'opera di manualità, chi doveva innestare quella volta doveva sapere raccogliere le mastre, quando raccoglierle, dove conservarle, quando innestare, di dove raccogliere la materia prima che era argilla rossa, muschio con la testa di castagno e di vino. Quindi l'innestatore viaggiava col suo cesto con tutte queste cose qua. Oggi si innesto, nastro adesivo, masti. So farlo questo, poi non posso farlo quando voglio, lo posso fare. Però ci vuole del tempo, capito, del tempo. Però questo è un'opera d'arte, lo vedete. Immaginate chi fa quel lavoro lì, la manualità, il giro delle mani, il giro delle dita, è qualcosa di stupendo. Un'altra cosa che i nostri vecchi sapevano fare gli attrezzi agricoli, soprattutto i manici. Questa è una palla, vedete, ve l'ho messo di profilo sul vedete? Vedete che come fa? Questa qua è tutta fatta a mano. Cioè, si andava nel bosco, si sceglieva l'essenza, in genere era o il corniolo o era il frassino,
si cercava la forma, se era per lo strello, se era per la tanga, per la para, quello che volete, si metteva in forma, si tagliava la luna giusta, tutte queste cose qua, non le sto a raccontare, se non siamo qua a parlare solo di luna, e poi si faceva il resto. Non si rompevano mai. Perché? Perché avevano le nervature, no? Che seguivano lo storto. Oggi voi andate a comprare i manici, se non sapete almeno un po' guardare, a capire come sono i nervatori, vate a casa, fate uno sforzo e vedete come manico mettere. Questa è una cosa classica. Bene. Altro aspetto collegato alla viticoltura, ma collegato anche alla vita di tutti i giorni, erano le fornaci, la calce. Poi già va bene disponibile la calce. La calce viva. La calceria era fondamentale. Chi aveva stalla sapeva che se capitava l'afta, l'unico modo che avevamo per difendersi era mettere davanti alla stalla la calceriera e camminare sulla calceriera. Ma la calceriera serviva anche per triturare le capre, a Pasqua per igienizzare le capre. La calceriera serviva per fare quelle costruzioni che si facevano, che il remendo delle capre veniva fatto sempre in casa, scusate il gioco di parole, ma la calce serviva anche per il solfato di rame. Quando è arrivata per la norma nel 1860, il rame va neutralizzato con la calce. Allora tutte le aziende avevano bisogno di calce viva e si erano munite di la busa di Cialsena, poi ve ne faccio vedere una, dove si spegneva la calce. Spegnere la calce è un giochetto pericoloso, perché quando voi aggiungete l'acqua schizza. Io ho avuto un zio per sul occhio, ma era comune, uno degli incidenti più comuni di quel periodo era la perdita dell'occhio in caso di schizzi di calce viva. Però era fondamentale. Quindi questa è una fornace che si trova a Ipnesi per Mariacco, ma ce ne sono una a Limisi, un po' diffuse, dove gli agricoltori raccoglievano i sassi, perché dici i sassi non ci mancano, li portavano alla fornace, la fornace cuoceva e poi le cambiava la calce, quindi calce per tutti i fattori. Ma nel caso rurale era un fattore di equilibrio importante. La cantina stessa andava, prima la vendemmia si spruzzava sul latte di calce, no? Ecco, vedete, questa qua è una vecchia buca della calce, vedete questa qua c'è ancora la calce spenta, la vedete qua. Quindi, adesso invece, piano piano verso la via dell'agricoltura, vi faccio vedere 2 o 3 cose che non facciamo più. Cioè, l'agricoltura è evoluta, la vedremo dopo, l'evoluzione, il passaggio dell'astro che c'è stato in 50 anni, ma abbiamo perso anche un aspetto che ci manca, il lavoro manuale. Non c'è più il lavoro manuale in campagna. Noi dobbiamo andarlo a ricercare come si va bene, poi riesco a comunicare come possiamo e come non possiamo. Uno degli aspetti che era appena passato era il propriettatore. Quando questo è un impianto di vigna fatto 4 anni fa, questo signore qua aveva 82 anni. Un lavoro che era normale, però oggi non chiedete a nessuno di farlo perché non ve lo fanno. Un altro aspetto era questo. Qua vedete sotto la vite falciavano, quindi con la falce il metodo non fa nessun inquinamento, non rovina le piante. Oggi vendiamo molte come cose non inquinanti ma che inquinano indirettamente. Vedete? Un altro aspetto erano i salici per la legatura delle viti. Oggi ormai nessuno lo sa usare o non lo vuole usare, ma anche per manualità. Questo signore qua è uno che era lo zio di Flavio Di Gasperi, per cui andate a trovare, sta preparando dei salici a casa sua, vedetelo, adesso vi faccio vedere una foto che non dovrei mai conoscere la persona, no? Questa invece è un'altra persona, vedete, l'arte del piegare capi e frutto con i salici, vedete. Questo è un lavoro antico, vedete l'armamento, non l'armamentare, la cintura, il codare, la forbice e i vimini, no? E poi ovviamente le mani, vedete, questa legatura qua si sta un secondo se non la sa fare, se no uno non ne viene fuori, un gioco di vita. Io mi divertivo a scuola qui ragazzi. La marinara. No, adesso la macchinetta c'è, ma non questa. È una cosa sì. Ecco, la manualità, un termine che ormai se ne è andato. Esistevano anche delle tradizioni in campagna in viticoltura. Voi vedete, questo è un once,
San Giovanni, a San Giovanni c'è la tradizione, vedete, di noci, perché non prendessero, che poi ovviamente prendevano, si legava con la sega il fusto. Questo era un modo, così diceva che legando il fusto la prendeva, ma fa parte della cultura. Oppure, sempre a San Giovanni, il geranio zonale veniva staccato, legato su un paletto e lui rideva, continuava a ridere. Anche se lo faceva il giorno prima. Ma fanno parte di quella cultura che noi avevamo in Campania. Mio nonno, la notte mi faceva legare tutti i luci. Io sono riuscito a rivedere queste cose che avevo che dimenticato. Scusi, mi sono persa. Venivano legati perché qual era? Allora, sul noce abbiamo un verme del noce. Cioè, che legando in questo modo qua il verme non saliva, fanno parte di quelle superstizioni, chiamiamolo così, guardiamo il mondo benevolo, non erano un altro aspetto legato sempre alla viticoltura abbiamo, bisogna fare sul fatto dei lame, e quindi nei vigneti si venivano poste delle vasche in cemento, i laips, no? Dove dentro, normalmente vicino alle fontane, alle sorgenti in qualche modo, per poter poi fare la soluzione di lame e calce per fare i trattamenti contro la peronospora. A Cividale c'era la ditta Cefis, che voi conoscerete, per esempio Cefis che era stato lui direttore da Montelli, però il suo genitore non si Cividale un'impresa edile e loro fabbricavano queste vasche. Questa qua era stata fabbricata con mattoni nel 1934, dopo naturalmente hanno avuto altri nodi di recupero. Qui sulle colline voi vedete ci sono qua delle colline, vedete, questi qua sono vigneti fatti a mano, prima fino al 1950 tutte le sistemazioni di colline erano fatte con pale piccone. Si partiva dall'alto e si abbassava, pale piccone, e quando anche si metteva di moda le viti in pianura si faceva il fossato. Fossato voleva dire fare un fosso profondo 1 metro, si andava giù, fatto a tronco di collo, tronco di piramide, si andava giù, si prendeva con la terra buona a destra, la terra cattiva a sinistra, poi la vergine che era sotto, e si faceva durante l'inverno questo lavoro qua. Normalmente 20-25 metri al giorno, pale piccone, e soprattutto sulle colline. Questo lavoro qua andavano anche a farlo gratis, pur di portarsi a casa le radici del ceppaio per scaldarsi. Lavoro molto faticoso. Però questo lavoro qua vi permette oggi di vedere voi alcune cose che con gli attuali modi, metodi morbidi non le vedete più. Perché? Perché il lavoro di sistemazione fatto in quel modo ha permesso a quelle piante di sviluppare degli apparelli cavi profondi e distribuiti per 160 gradi che sono arrivati ai giorni nostri. Quelle che piantiamo adesso non arriveranno perché ci lavoro dentro, perché è tutta un'altra storia. Cioè, scusi, mi può ripetere per favore? Veniva per poter piantare dei nuovi... Sì, si faceva fossare in Furlano, no? Gli scavi a V? Sì, si faceva un fosso, no? Quindi lungo il filare? Sì, lungo il filare, profondo, unito, si scavava, si buttava la terra buona a destra, perché esiste la terra buona e quella che è sopra, è piena di sostanza organica, di insetti, di vita. Sotto c'è la terra vergine, che non ha mai visto la luce, e si buttava dall'altra parte per non mescolarla. No? Dopodiché si riempiva il fossato con il letame della sostanza organica, si metteva sotto la terra buona, dove andavano le radici delle piante, e si metteva di nuovo. In questo modo qua le piante erano predisposte a lavorare molto in profondità, poi c'era una pratica invece di moda manuale, importanza non come oggi, quando alla fine volevo far vedere queste cose qua, non come si fa oggi. Oggi si possono piantare in una giornata 30-40.000 piante, una volta si piantavano 200-300, quindi c'è un lavoro, devo stare attento ai tempi, se no ragazzi io vi porto anni.
mi dovete perdonare, questo è l'autunno, questo è molto bello, aveva 2 in autunnali, perché anche qua voi vedete dei resti di non pianovolati, voi vedete il colore delle vite delle varie varietà. I viti antichi di colline erano piccoli, 300-400 viti per varietà, un po' su, un po' giù, tanto si andava tutto a mano, tanto si andava con cavalli, con le mucche o senza neanche di loro, o con tutto a spalla. Quindi non c'erano problemi di dimensione. No, gli alberi da frutto non davano fastidio, perché tanto non si doveva andare dentro con le attrezzature. E quindi erano i cosiddetti ortolani, belli da vedere, perché voi li vedete, no? Uno se vuole del colore delle foglie, vedete questi qua sono dei peri, questo è un pero, questo è un pero, poi abbiamo dei ciliegi, questo qua è un ciliegio, no? Questo qua è un'altra cosa che voi forse non la vedete più così spesso visitabile, vedete, anche questa qua è fantastica perché vedete dal colore delle foglie delle viti si possono riconoscere i vitigni, voi vedete come sono piccoli appezzamenti disordinati, no? Adatti a un certo tipo di viticoltura che è finita negli anni 60. Dopo questa viticoltura qua, se è rimasta casualmente, perché i proprietari se ne sono andati, per vari motivi. Il vigneto che voi andrete a vedere il 26 a Colle Villano è stato un colpo di fortuna che l'abbiamo fatto. Perché? Perché io insegnavo al sindaco di Faelis e un giorno mi parlò di quel vigneto lì, sono andato a vedere e ho detto tu questo vigneto qua non lo dovrai mai toccare. Per fortuna mi ha ascoltato, è un museo vivente. Questo è l'olivo, superstite del 29, voi sapete della gelata del 29, anche qua sugli olivi, a Rosato, l'abbazia di Rosato, miei vecchi erano di lì, nessuno amava gli olivi, perché all'agricoltore erano un problema gli olivi, erano i franchi che gli interessavano le 4 olive, ma non gli agricoltori. Difatti, dopo il freddo del 29, se ne si è salvato qualcuno nelle ore rituali, però nessuno ha messo olivi, l'ha andato a rimettere olivi. Gli olivi, i super servivano solo per la Domenica delle Palme. Dopo, negli anni 80, hanno rispolverato. Comunque, questo è un superstite del 29. Ma perché non li volevano? Perché avevano problemi di lavoro. Il contadino aveva bisogno di vivere, mica di fare... Sì, non si vive con loro, neanche adesso, filosofia, ma non si vive. L'olivo è una grandissima pianta di apprendimento di alimenti. Ma voi, con l'olio delle nostre colline, non vivete, dovreste vendere quell'olio 60 euro al litro. Lo compra lei? Se vogliamo i cereali, Mi scusi, dove... Ecco, adesso cominciamo un po'. Com'era la nostra viticoltura nel passato? La pianura aveva infilati spazi. Voi vedete, lasciate dietro che c'è un vigneto moderno. Vedete qui dove vanno tutti la pianura friulana, era tutta costellata di filari sparsi, sostenute da gelsi, che si dice per il bacco da seta, ed erano gran parte coltivati con vecchie varietà friulane, posso dire la Rapper, la Gardenne, il Cibidini e tante altre varietà, che poi sono, quando è venuto sempre l'UIL, le prime malattie fungine che sono arrivate dall'America, sono stati sostituiti di produttori diretti, americani, Blanc, americano nero, Clinton, Rousseau, e tanto ne hanno un'infinità. Questa è la viticoltura di ce ne sono ancora in giro, se voi vedete certi resti, no? Una delle forme di allevamento più antiche della collina friulana era la pergoletta. Questa è una pergoletta ancora presente a Butero, perché il conte Maniero Dattili la conserva, gli vuole bene, è una forma di allevamento sulle zone marginali. Quindi è una forma che richiedeva molto manodopera. Questa qua è anche una varietà antica, questo qua è il Foscone, è una delle varietà più antiche friulane, molto produttiva. Perché? Perché ovviamente i nostri vecchi avevano bisogno di quantità.
Cioè c'erano i padroni che avrebbero voluto coltivare viti che facessero poca uva ma buona. Loro invece hanno bisogno di fare tanta uva. Perché? Perché per loro il vino era necessario, perché molto spesso dove voi non bevate l'acqua, d'estate il vino, anche se era aceto, però non portava infezioni. Era una lotta continua, no? Tra questo e quello. Insomma, voi, oggi che noi parlate di glè, la glè, cos'è? Era una delle vecchie varietà friulane. Andava benissimo, quantità immensa, non aveva nessun problema ed era una varietà più amate dai contadini. Tutte le vecchie varietà erano tutte produttive. Un'altra forma di allevamento che in Friuli è nata indirettamente con l'arrivo del tocaio friulano. Questo qua è il cassone friulano, il doppio friulano, cosiddetto doppio. Perché? Perché quando è arrivato il tocaio friulano, 870 qua in Friuli, non sapevamo che questa vite è una vite molto forte, rigogliosa, aveva bisogno di spazi larghi per poter produrre. L'abbiamo piantata magari un po' troppo fitta e sia cos'era che non si faceva poco. Allora, l'ingegno del contadino, perché sempre pensava, era un buon pensatore, cosa hanno fatto? Hanno sdoppiato il filare. Hanno fatto 2 filari vicini, poi vedete, hanno tirato una vite a destra, una vite a sinistra, una vite a destra e insieme hanno fatto un buon risultato. Era il cassone friulano. Questa qua è una forma di allevamento nata per necessità. Questo qua, come gli toccai, non esiste più. Ecco, un'altra forma di allevamento della vite friulana antica era la covanatura. Sostanzialmente la vite veniva piantata e poi se la vedete fare si allungava e si portava su con germogli. Vedete, questa è una pianta, scorreva sul terreno e veniva fatta su e poi piegata dopo il capovolto. Covanatura. Questi vigneti che voi dovete vedere a fare. Vi ho fatto una sola immagine perché sennò dopo. Ecco, voi vedete, guardate queste piante, sono arrivate nel 1895, quindi sono 130 anni. Voi dovete immaginare cosa su tutta la storia, tutte le mani che hanno lavorato su quelle piante per arrivare, per gestire e per tagliare. Quindi è una cosa di irripetibile, perché noi non siamo, se uno vuole rifare quella roba, non siamo più in grado, che ci mancano delle cose, ci mancano le mani, ci mancano quelle idee, quel modo, quella visione, soprattutto quella passione. E questi sono lavori di passione. Oggi ci manca la passione di queste cose, siamo freddi, molto freddi. Ecco, questo qua voi vedete è il vigneto che voi vedrete, che vi spiegherò meglio sul posto per quel giorno. Questo è un vigneto di Toccai del 1924, vedete, questo si trova a Buttero, e anche qua voi vedete l'arte di questi viticoltori del passato dove tagliamo la vite da rispettare. Ecco una cosa, i vecchi vigneti, i portatori, i contadini nostri, non tagliavano mai le viti. Quando le viti andavano un po' troppo alte, le piegavano. Non andavano mai a tagliare, perché sapevano che tagliare una vite era un danno alla pianta, erano ferite leggere. Ma questo loro lo potevano fare perché dopo era tutto fatto manualmente, si andava con la zappa e quindi la pianta non veniva danneggiata. Oggi per il vigneto di Zani, per conservarlo, lui deve riservarlo, lui non può entrare diversamente, che sennò distrugge tutto. Perché ormai nessuno può fare quelle cose, quindi tutto si è abbassato. Quindi voi vedete delle piante tutte strane che sono completamente diverse dal mondo d'oggi, ma non perché erano loro incapaci, perché non potevano fare. Oggi invece le piante, le vigne, le vedete dopo essere allineate e coperte, perché siete tanti militari, qua non vedete. Giusto? Ecco, questa è un'altra immagine molto bella, questa immagine qua, è una vigna che esiste ancora, siamo sempre nel 74. Voi vedete, questa qua è la pianta madre. Poi cosa hanno fatto? Manca una vite. Hanno fatto la cosiddetta storpaggine. In passato la vite, noi le viti fino all'800 con la filossi siamo costretti a innestarle, perché questo insettino qua ci distrugge le parti radicali.
Allora, molto spesso i nostri vecchi, quando mancava una vite, non la sostituivano, prendevano un germoglio, vedete, prendevano il germoglio e lo facevano, lo intervallo, vedete qui due, vedete, poi questa qua ritornata su, piegavo. Ecco, importante mantenere il cordone ombelicale. Se io taglio questa vite qua, questa mi muore. È un cordone ombelicale. Chi chiamava porpagine? Le vedete solo nelle vecchie vigne. Adesso qualcuno, magari qualche amante, la ritorna a fare. Ecco, questa qua, ma poi guardate l'arte di quella pianta lì. Cioè, io quando vedo queste cose qua, do il nome. Vedete anche in questo caso qua, vedete qui hanno fatto due porpagine, vedete, una che se n'è andata di qua e una che se n'è andata di qua, vedete? Ecco, questi qua, ecco, quella era la cultura di quel momento storico. Guardate qua, i tagli come l'hanno girata, l'hanno voltata, l'hanno sistemata, sono piante che sono ancora vive, quindi sono opere d'arte. Negli anni inizio Novecento nel Veneto è sorta questa forma di allevamento, la belussera. Forse l'avete vista, magari persone di nostro strano, ma ce ne sono molto poche, erano molto spesso sostenute da frassini o da platani. No? È una forma di allevamento che hanno inventato due agricoltori della zona del Piave ed era fatta per produrre molto. È un palo centrale con 4 viti, dei raggi e serviva per produrre molto. Si producevano 400 quintali di uva all'ettaro ed era sostanzialmente quel vino che arrivava in Friuli negli anni 60 nei bottiglioni, Bottera, forse ricorderete qualcuno che magari meno giovani si ricorda. Era una forma di allevamento nata nel Veneto ed era nata per fare quantità immense di uva. Questo cosa è successo in Friuli? Prima vi ho fatto vedere quello che c'era in Friuli nel 1960. Quando abbiamo avuto i cambiamenti in Friuli? Negli anni 60, quando in Friuli in quel momento lì si consumavano 150 litri di vino a persona, oggi siamo sui 30. No? C'è un bisogno di vino, a Porta Lanzardiale, Bellussera, bottiglioni Bottera, ceste erano le ceste non di legno ma di ferro, no? Con 6 bottiglioni. In Friuli, uomo in oro, Orfeo Salvador, forse qualcuno si denominava, tra virgolette, inventò, possiamo dire, una forma di allevamento della vite per produrre molto, molto rapida. La forma di allevamento casasse, nata negli anni 60. Era una forma di allevamento espansa, quindi hanno messo di moda 2 viti per palo, questo è uno dei primi fatti, quindi erano proprio alcuni originali, 2 viti per palo, distanza tra palo e palo 4 metri e tra filare e filare 3 metri, quindi 3 per 2 6 metri quadri per vite e vuol dire 1800 viti ettaro. Si devono produrre almeno 200 quintali di uva all'ettaro, 250 quintali di uva all'ettaro e soprattutto devono produrre subito. Quindi una forma di allevamento di crescita rapida, come siamo, diciamo così, una viticoltura da corsa in un momento in cui non eravamo abituati. Quindi forma di allevamento. Questo è stato il primo cambiamento che ha interessato soprattutto la pianura, ma anche la collina. I primi vigneti in pianura sono stati fatti questi, a Casassa, proprio perché soprattutto la zona di Casassa ma un po' in tutta la pianura friulana, per fare quantità, non per fare qualità. Casassa era già un posto importante, cioè c'era già una certa allevamento di vite? A Casassa no, c'era la viticoltura fino alle Spassi, non c'era una grande viticoltura di pianura una volta. Non c'era. Ecco, questo qua è stato il salto di qualità. Perché prima c'erano molti filari, però la qualità di vari vitini scadenti e quindi vini scadenti. Quando Orfeo Salvador nel 60 ha fatto una piccola pubblicazione che io conservo ancora con gelosia, e incominciato a coltivare Toccai, Merlot, Cabernet e Verguzzo. Però prima Casassa non è che
No, Continuavo. no, di fatto il nome provoca al forma di allevamento Casarsa, che è stata un po' portata fino a un poco successo in Toscana, però il Friuli ce n'è ancora in giro, ci sono ancora degli enti storici. Questo qua è a Cividale, perché poi negli anni 60, vedete, lo hanno piantato così. Palo di legno perché c'era solo il legno. Se voi vedete sotto le due viti sono distanti. Perché? Perché poi bisognava cambiare il palo, allora bisogna tenere le viti distanti. Siamo a metà anni 60. Le lavorazioni sono venivano fatte a mano, ciavare, provasina, scazzare, rintalzare. Già a fine degli anni 60 c'era il problema, sono arrivati i primi scalzatori dalla Francia, semi-automatici. Allora, quel pezzo di terreno lì dava fastidio, quindi dopo si sono piantate le viti vicino al palo, perché così si lavorava meglio. Qui anche oggi chi va in campagna è all'occhio, riesce da come sono piantate le viti, dal tipo di palo, di cemento, che tipo di cemento, l'epoca del vigneto. Come sono disposti i fili, questo è uno delle vere esperienze fatta la storia, e uno si vede la vigna e ti dice se io normalmente vado in vigna, vedo la vigna come è fatta, ti sbaglio di 5 anni, di 3 anni, perché la vedo subito. Poi siamo arrivati a questa siamo ritornati a questa forma classica friulana del doppio capovolto. E quindi negli anni 60 questa forma espanse, poi abbiamo ripreso il Friuli a pensare un po' di più a qualità negli anni 80. Quindi abbiamo detto, per fare un po' di qualità, incominciato qualcuno a fare le bottiglie, abbiamo bisogno di un'uva, di meno uva per pianta, quindi utilizzare delle forme di allevamento più contenute per un rapporto quantità-qualità. Qual era la forma del nostro allevamento? Era il capovolto, che voi l'avete visto nelle viti vecchie, ma era un po' in modo disordinato. Vedete, qui abbiamo l'impianto di toccare, questo di toccare a doppio capovolto. Vedete, c'è poco di tracce piegati. Siamo negli anni 80, abbiamo l'inizio del passaggio verso la qualità, che poi si è portato in avanti fino quasi ai giorni nostri, vedete. Poi negli anni, fine anni 80-90 abbiamo fatto un altro salto, siamo andati in Francia, abbiamo visto che la viticoltura francese era un po' più evoluta della nostra, siamo andati a copiare alcune cose, ma le abbiamo copiate male, nel senso che siamo andati là con gli occhi chiusi. Oh che bello, quello che era bello là deve essere bello anche qua. Ma ci siamo dimenticati che il Friuli è un altro mondo, abbiamo un'altra terra, abbiamo un altro ambiente. Però abbiamo portato qua delle cose interessanti, ad esempio questa forma di allevamento e la forma di allevamento speronato. Sono forme di allevamento a bassa produzione per fare dei prodotti di qualità. No? Noi siamo stati bravi negli anni 80-90 in Friuli a parlare di qualità e anche a fare vini di qualità. Quelli che non siamo stati bravi dopo a vendere vini di qualità. E questo è un altro discorso. No? Ecco, forme di allevamento, vedete, questi sono degli speroni. Vedete, 2 speroni, qua sono 4 speroni per vita, sono 8 gemme e fare un chilo e mezzo di uova per vita. Questo qua è rosso. E un fosco che dopo l'orso coltivato in pianura che dà risultati eccellenti. Stessa cosa vedete in collina da noi, serve lo speronato, nell'inverno, ne vedete, 1, 2, 3, 4 speroni per cordone, una forma di allevamento che si porta in modo particolare, durante l'inverno si lascia lo sperone lungo, poi in primavera si passa, lo si abbassa, in modo tale poi di avere le gemme correttamente contate. Ecco, questa è una forma di qualità. È arrivato in Friuli negli anni 90, anche se ci sono dei segnali storici nell'Ottocento a Cividale, però negli anni 90, quindi nella fase abbiamo portato il cordone speronato e abbiamo portato, poi con il dito abbiamo portato anche il bouillon, sempre dalla Francia, un bouillon monolaterale e bilaterale, 2 tralci corti, sempre con l'obiettivo di fare qualità. Poi gemma, poi l'uva deve essere buona, per dare una qualità io devo fare una bottiglia per vendere molto molto bene. Poi il Friuli è stato bravo anche a fare delle modifiche.
Questa qua è una modifica di una forma della meta che non esisteva sul territorio, a palmetta. Vedete, questa qua è una malvasia israeliana che si trova nella zona di Cormon, fatta dal borgo del Piglia. Voi vedete sostanzialmente è uno sperone modificato. Invece di avere un cordone con 4 punti vegetativi, voi avete qua 4 germogli con lo sperone sopra. È un modo per distribuire l'uva nello spazio, quindi avere un equilibrio tra uva e parete foliare e dà dei risultati molto molto interessanti, però richiede un'altissima professionalità che non abbiamo. Quindi questo qua se lo fa poi signori, perché ogni gemma la guarda 10 volte prima di fare un tappo. È una pergola. Come? Una pergola. Sì, perché noi adesso ci manca la professionalità su questo modo. Quindi questo abbiamo il buio monolaterale, vedete? Bilaterale monolaterale dipende dalla distanza che c'è alla base tra ceppo e ceppo, e in genere quando il monolaterale siamo sugli 80 cm tra vite e vite. Se vogliamo fare il bilaterale dobbiamo andare tra 1 metro, 1,10 metri. Dipende uno come sceglie, dove sceglie, collina, pianura, sono scelte che, importanti che vanno fatte, anche perché una cosa che noi dobbiamo dire è che i nostri vecchi conoscevano molto bene il territorio e sapevano dove coltivare la vite. Se c'era un pezzo di terra dove la vite non stava, la saltavano, lo potevano fare. Oggi molto spesso avete sentito parlare la mitica parola donazione, va a vedere sul territorio identificare i terreni e andare a coltivare la vite su quel terreno più adatto per fare un certo tipo di prodotto. Purtroppo in realtà diventa un fatto più teorico che pratico, perché poi, fra virgolette, bisogna andare avanti, io dico. Cambiamento di nuovo, abbiamo lasciato indietro gli anni 80-90, stiamo arrivati a metà del 2005-2010. Fenomeno conoscete. Vite da corsa. Viticoltura da corsa. Io vi ho portato prima una viticoltura, 120 anni, 130 anni. No? Avete visto quei flash storici, sono viti 34, da 20 sono, vuol dire l'anno di 34, vuol dire che sono 90 anni. Adesso poi noi abbiamo fatto un altro salto, negli anni 80-90, io devo fare delle scenografie prima con la vita, e avete visto il buio, il doppio capovolto, lo speronato, per fare qualità, siamo negli anni 90, avevamo tutti i winemaker che avevano in Friuli, dalla Toscana, ci raccontavano delle cose, non ci abbiamo creduto, perché noi friulani siamo dei polentoni, nel senso che non abbiamo mai il coraggio di difendere la nostra cultura. Il doppio capovolto che vi ho fatto vedere per prima era sempre stato, andava benissimo, no, bisogna fare delle cose, allora io non vi ho estremizzato tutto, noi sulle nostre colline abbiamo fatto vigneti a 10.000 cervi a ettaro, a 60 cm da terra, perché deve fare qualità. In realtà il nostro mondo non è quello, piove, la uva si sporca di terra, poi porta il fungo, molto spesso certi funghi arrivano nel vino. E allora abbiamo buttato dei soldi, poi chi ce l'ha fatto fare questo lavoro? Arrivava il winemaker dalla Toscana, un altro uomo diceva voi dovete fare questo, non facevamo mai. I winemaker della Toscana sono arrivati qui negli anni 90, vi dico queste cose che sono passate vissute sulle mie spalle, e ci hanno fatto, voi avete sentito parlare del Cabernet Sauvignon, vitigno eccellente in Francia, anche in Toscana, che ha bisogno di climi caldi, esposizioni calde, terre calde. Se l'hanno fatto piantare nelle terre più infami del nostro territorio, dove viene maturo una volta ogni 10 anni. Però in quel momento lì, credetemi, se un winemaker toscano andava in cui vi diceva di piantare le barbattelle con la radice della regola piantavamo. Abbiamo rilegato la cultura friulana. E questa è stata una cosa tosta, e nessuno ancora ha il coraggio di rivisitare quel passaggio lì. In quel periodo dopo, allora naturalmente cosa succede dopo? Siamo arrivati col fiato corto, perché non siamo stati capaci di vendere la nostra qualità. Siamo rimasti lì, siamo rimasti belli, buoni, siamo agora 6 milioni. Il vino più buono di questo mondo però proprio rimane in cantina, però per fare, bisogna far girare il vino, far girare la moneta e poter fare investimenti. Negli anni 2005-2010 è partita la leva
Chi ha capito il fenomeno glera? La pianura. Viticoltura da corsa, Ferrari. Cosa vuol dire? Vedete questa linea qua. Questa linea qua, una persona, un titolare di pianura, ha preso in affitto un terreno. Voi sapete che il terreno agricolo si prende in affitto per 15 anni. Lui l'ha preso in affitto per 15 anni, con l'impegno di restituirlo alla fine come era, e lui in 15 anni pianta la vigna, fa la reputa e schianta la vigna. Col prosecco si può fare. Il prosecco abbiamo una piede altissima, noi anche quest'anno il prosecco che stanno facendo, sono andate 2,10 dopo con gli esuberi, a 130 euro al chilo, 1,30 euro al chilo, voi fate conto, 200 quintali per fare la cifra al conto sono 26.000 euro di una vendita altissima. Capito, domani è Torre Scosa? Com'è? L'agricola Andretta. Torre Scosa? Sì, Parlando di questo sì, una volta per tutto, quello che vede la pianura del Gran Parco. pezzettini di Fate conto che quel terreno lì, e chi ha piantato in quel momento là, a Prosecco DOC, oggi un diritto di rimpianto di Prosecco DOC vale 150.000 euro la carta. Un mondo, quella è stata la viticoltura con la pianura. Questa vite qua, vedete la vite lì, quella vite lì, quella vite è stata piantata nel 2008, primavera 2009 aveva già il tracce da piantare, poteva già fare 200 quintali. Quindi una viticoltura spinta, veloce. Non c'era più da fare i quintali perché quelli erano gli obiettivi. Quindi viticoltura, quindi di tutti i nostri passaggi. Oggi quando voi viaggiate sulla nostra pianura è questa la viticoltura vincente. Ma hanno lavorato sulla vite anche. Com'è? Per avere delle viti che fanno così tanto in così poco tempo, hanno lavorato sulla pianta. No, per glera. Era già La glera è un vitino antico, La glera è sempre fatto. Coltivavano i nostri, a Cividale si coltivava la glera, in altro modo ovviamente, in collina. La glera in collina non la riconosce. magari hanno lavorato su di me. No, non c'è nulla qua di genetica dietro. Andava così. No, è agronomia, agrotecnica. Corretto o non corretto non metto nel merito. Sì, non intendo corretto, vuol dire spingere. Hanno rifatto qua quello che Orfeo Salvador mi ha insegnato a scuola. Cioè, è ritornato dopo 50 anni, 65, dopo 40 anni, 2005, sono 40 anni, la stessa tecnica che mi hanno insegnato a me a scuola, a Enos, che avevamo un banco assieme, e l'hanno riproposta adesso sulla tavoletta. Prima l'aveva riproposta sul toccato, quindi sulla glera. Poi è arrivata anche la bolla, se vogliamo. Vedete? Un'altra forma di allevamento molto spinta era la proteina semplice. Voi in pianura vedete molti vigneti tutti bassi con dei colori. Quindi è una forma di allevamento con la massima meccanizzazione. Quindi è tutto meccanizzato. Solo il primo anno si fa. Il primo anno lei pianta la vite, questa vite qua viene piantata in primavera, in autunno deve aver già fatto tutto il congiunto. Qui la viticoltura che deve durare quel tanto, se muore un certo nessuno va a sostituirlo perché sarà sostituito il vigneto. Quindi qui non c'è la filosofia qua dietro che il Corino dice la vita è vecchia che deve avere 10-15 anni per produrre un certo tipo di uva ed è una qualità di uva per fare un certo tipo di vino. Qui è tutto un altro discorso. E quindi dura quanto questo tipo? Qua 15 anni. Sì. Deve durare 15 anni perché è il tempo dell'affitto. Ah, Vedete? Un altro modo, questo qua è una forma semplice, vedete, 2-3 tracce arrotolati, può sembrare il buio, ma non è quel buio che avete visto prima per fare la qualità, i 2 traccetti, bella parete fogliare, tante forme, tutto quanto. Via, poi si va tutto macchina, voi vedete tutto c'è a macchina. Una, sempre questa qua, la proteina semplice, vedete, tagliata a macchina, sotto. Vedete quella roba scura lì sotto? Questo è il digestato, quindi quello che rimane dal biogas,
ce n'è molto in Friuli adesso disponibile e quindi si utilizza quello per il scomposto di altre cose. Quindi, è quello che viene definito il letame liquido a livello con un bel tono buono di bocca, viene utilizzato gran parte nei vigneti. Si lamentano poi in spiaggia. Come? Si lamentano in spiaggia quando... Anche qua vedete un'altra. Ora si stanno formando le forme di allenamento estreme, fatte solo per fare stare poco, produrre molto. Questa qua vedete è un'altra forma sui generi, vedete sono 3-4 tracce auricolari, vedete? Non è neanche nome sempre, perché ognuno se l'inventa, la mattina e la sera. Ma che gradazione zuccherina fa? Solo quello. Questa invece è un'altra forma di allevamento recente, la cosiddetta forma di allevamento a parete. Io mi riesco a farla a parete, vuol dire tirare sulla pianta, lasciarla lì, passare con le cimatrici, d'estate e d'inverno e quello che viene lì, per ridurre al massimo i costi di produzione. Quindi la viticoltura da corsa. Oggi siamo su queste situazioni. Oggi gli impianti viticoli attuali che riparano sono quelli di pianura a livello economico, perché il mercato del vino non è più quello di una volta. Voi che oggi il mercato del vino è un po' secco, se voi leggete anche oggi sui giornali, è un po' secco, il brand internazionale e il brand in Italia è la Ribolla, certamente non è la Ribolla di Corina ma la Ribolla di pianura, ed è questo che conta, per cui per stare ci vuole fare quei costi. Poi provate a immaginare i costi quando voi trovate delle bottiglie di Prosecco a 2 euro, 3 euro sul mercato, vi lascio solo, non vi faccio i conti indiretti perché non mi interessa farli. Vedete, parlavamo sempre della vita. Quando nel passato si metteva di nuovo una vite, prima di tutto si aveva un grande amore per la terra. Si poteva dire che il nostro vecchio agricoltore, la terra era madre. La terra era qualcosa di importante, dal punto di vista economico importante, perché bisognava sapere lavorare, quando si era giusto lavorare. Sì, io personalmente ho avuto l'esperienza che ci credo un utilizzo della seguire le fasi lunari per poter lavorare la terra. Naturalmente lo potevano fare. Perché questo? Perché avevano poca terra da lavorare e tanta manodopera. La forma di produzione mezzadella che si diceva all'inizio, dal punto di vista della natività, era la forma di allevamento, la forma di conduzione dell'azienda agricola che rendeva di più, che era il massimo sfruttamento delle risorse della terra, perché c'era fatto un lavoro. Quindi era un rispetto, quindi anche piantare una vite era un lavoro di rispetto. Allora, vado ad immaginare, io adesso riprendo quello che ho detto prima, si faceva il fossaro. Si cominciava a fossare, si riempiva il fossaro con letame, con qualsiasi tipo di sostanza organica. Poi si mettevano i pali di robini o di castagni. Quindi la robina e il castagno andava tagliata nella luna calana perché poi potesse durare. Se poi si voleva fare un salto in più, si metteva il palo nelle rame o si bruciacchiava. Poi bisognava mettere le dita. Allora bisognava andare a cercare sulla collina del Manelli, pezzi di legno, quelli soli, piccoli. Bene. Poi bisogna piantare la vite. Allora, piantare la vite era un altro momento a parte. Poi bisognava prendere le piante, che si trovavano. Allora le piante in estate molto spesso in Friuli si innestavano in cava. Era un vivaismo casalingo. Cioè l'vivaismo casalingo della zona di Cividale, che andava da Cividale fino a Nimis, è stata per me, da ricercatore di vite antiche, una fortuna. Perché loro producevano tutto. Quello che voi troverete nella vina di Faedis. E quindi io abbiamo preso queste barbatelle, l'impianto era sempre fatto a febbraio-marzo, generalmente si prendeva un secchio, si faceva dentro la fardatura, non era che delle iniezioni di bovino con dell'argilla della terra, si mettevano dentro, poi c'era chi era incaricato di prendere questa pianta, la metteva vicino al paletto, la allargava ai apparati radicali a 360 gradi, si metteva da terra, si calpestava perché l'aria
sulle radici non fa bene e si copriva. Ed era fatto l'impianto a regola gara. Chiaramente questo impianto a regola gara è sparito. Perché? Perché fino a quando le 520, 320, 220 all'anno una cosa, man mano che noi siamo andati avanti con dimensioni superfici abbiamo escogitato di tutto per poter correre di tutto. Una delle cose più assurde che sono successe negli anni 80, e lì purtroppo non ho una documentazione fotografica, si piantavano le viti con l'acqua. Si faceva con l'acqua a pressione, un palo, puntato nella terra, fa il buco, no? Poi in quel buco lì si metteva la vite. È un disastro dal punto di vista poi dello sviluppo della pianta terribile. Ecco, l'evoluzione che c'è stata dagli anni 90 in poi è stata la messa di nuovo a macchina all'asia. Oggi gran parte dei biglietti pianosi si fanno a macchina. Sono come l'agricoltura cosiddetta di precisione, stiamo lavorando all'asia, stiamo lavorando con satellite, no? Quindi il trattore lavora anche da solo. No? Quindi vengono messe queste piante, sono delle persone che in una termosa mettono le 10 piante. Ma quello che voi vedete sotto potrebbe essere bello, ma quello che vedete sotto non lo sapete com'è. Allora, quando voi lavorate con le macchine, sono macchine. Mentre una volta la messa di Malamano era di ispettorire, quindi a 160 gradi, e le radici andavano un po' dappertutto, oggi queste piante qua hanno le radici poste su un solco, sono tutte mucchiate in una direzione. Se hanno la fortuna di cadere su un terreno sciolto riescono a ramificarsi, se hanno la fortuna di cadere su un terreno residue, Dio se la mandi buona, può succedere di tutto. Poi magari 4-5 anni dopo, perché le viti non vegetano? Allora adesso la prima cosa che bisogna fare, almeno lo faccio io che purtroppo anche per compito di Dio, ma forse andiamo a vedere come sono le radici. Allora si comincia a vedere le radici, comincia a pensare. Oggi la gente non pensa più. La pianta non ha radici, vive non so perché. Ecco, allora questo è un mondo che ci porta anche a non avere una durata degli vieti. Quando la gente dice, ma perché una vite di oggi non vive più come una volta? Allora bisogna riportare lì, cosa faceva una volta? Boh, quest'anno c'è stata la siccità, no? Giusto? Dunque, si vi danno una ragione. Quante volte mi sono stato detto anche da agronomi giovani, no? Ma perché quella vite là non soffre la siccità e quella vite lì soffre la siccità? Allora, e cominciare a pensare, ma hai mai pensato come quella pianta lì è stata messa di là? Eh no, allora l'ho spiegato. Allora, sì, forse. C'è tutto un mondo che cambia, che è cambiato, no? E quindi anche un mondo. Io sto seguendo con degli inglesi con dei master wine inglesi un lavoro sul vino che si fa con i vigneti antichi, poi coinvolto anche Zagno in questo lavoro. In effetti, il vino che viene fuori da viti che hanno 100 anni coltivati in un certo modo è diverso dall'altro. Ma perché? Perché sono le radici che sono diverse. E quindi la capacità che hanno le radici delle piante di esplorare in uno suolo completamente diverso porta all'uva stessa della qualità intrinseca che poi si riporta nel vino. Ma queste sono cose, sono tesori che non esistono più, perché noi non facciamo più quella viticoltura. Da nessuna parte non facciamo più quella viticoltura, perché alla fine c'è sempre la necessità di monetizzare. Ultimamente, anche sui poli orientali, è una squadretta che sono riuscito io a sviluppare, che stiamo ritornando a mettere a dimora le viti a mano. Però è una squadretta sola, è uno che è un appassionato, che si diverte, fin quando avrà la forza che lui, ma non siamo eterni, poi si chiuderà anche quella piccola finestra lì, a meno che non ne esca qualcuno di nuovo. Però dove dovrebbe uscire qualcuno di nuovo? Dove? Qual è il bacino? Purtroppo il bacino sono gli extracomunitari. E non è facile perché hanno un altro tipo di cultura. Cioè loro non sono cattive, perché io ci lavoro con loro, e io non posso dire che sono cattive persone. Hanno un'altra storia, un'altra cultura. E quindi non è facile trasmettere certi modi di fare, di operare. Ma loro si dicono sempre di sì, non vuol dire che non vanno di no, fanno quello che possono. Una domanda se posso. C'è un modo nel vigneto di gestire l'arbitrario? L'ammiraglia? Sì. No. Ok.
non esiste. Possono solo dirti di sì, ma no. L'almirare è una cosa ancora cosa capitale. Quindi l'almirare puoi solo perché si espande lentamente, quindi tu puoi solo togliere, dovresti sostituire la terra. E una Cosa sarebbe? volta c'erano livelli antichi. Allora, una volta, perché l'almirare ti sei chiesto perché l'almirare e lei adesso non una volta? Certo, mi sono chiesto. Ti sei dato una risposta? Sì, mi sono dato una risposta. Quale? Perché diciamo che si porta nel momento sbagliato e si lavora. Gli alberi da frutto, una volta quando tu facevi lo scaccio, te l'ho detto prima, le radici e tutto venivano portate via per fare il fuoco. Noi non abbiamo che sono le radici, i residui. Certo. Però noi abbiamo visto l'autoborato. In collina dove si sviluppa l'almirare Melera? Dove c'era un susino, un ciliegio, un salice, sono rimaste le radici. Dopo 20-30 anni era l'almirare Melera, perché lì viene il chiodino. Hai capito? Perché il problema è che io lo vedo anche perché secondo me lavorando scritti sotto la vite o dei mezzi meccanici si va a ferire anche la radice. Tutto quello che vuoi. Allora torniamo al problema di prima. E quindi non abbiamo più la possibilità di evitare certe cose. Oggi, se io vengo chiamato in azienda, io devo rinnovare la vigna, la prima cosa che deve dire questo signore qua, hai per fortuna un pezzo di terra nuovo, vergine? Mi dice no. Allora, puoi aspettare 2 o 3 anni di rimettere la vigna? No. Allora tu vuol dire che oggi succede, e dico perché mi succede, io con 4 faccio quel mestiere, tu togli, hai una vigna, la togli, lasci i pali dove sono, togli le viti e rimetti le viti. L'altro giorno, un pittore da vita, cosa faccio adesso? Si la riprendono la mattina. Aspetta, cosa faccio adesso? Ci sono fuggi? No. L'unica cosa che tu puoi fare per 1 anno o 2 nell'interfilare, lavorare la terra, perché la terra possa distruggere le radici che sono rimaste lì, la lavorazione mi serve ossigeno, non hai altro da fare. Nella zona di Sequalo, Smaniaro, stanno sparendo tutti i fotteti, i veleti, perché sono tutti figli di almirare. Ma io dico una volta la gestivano Stefano. No, l'almirare devi cambiare la terra. Cioè se poi l'almirare Melera è un veleto, in quella via devi prendere il camion, portare via la terra e portare la terra sana. C'è niente da fare. Sì, mi chiedevo solo una volta come facevi. Non c'era quell'intensità, una volta, l'intensità culturale anche dei veleti, perché i Friuli sono arrivati con gli altoatesini. Gli altoatesini in Friuli sono arrivati negli anni 60-70. Quindi non sarà problema per quello. Quindi noi prima avevamo piante sparse. Tutto qua. Noi ormai l'almirare Melera ce l'abbiamo nei vigneti, capito? È ormai diffuso nei vigneti, è uno dei problemi perché noi non riusciamo più a spostare, per cui sappiamo che l'almirare Melera arriverà, è già in arrivo, la vedo. Tu all'inizio ho poi chiodini nelle vigne. Com'è? Fumo, chiodini, chiodini, quella è l'almirare Melera. E qual è, cioè, il fungo e qual è il problema legato alla pianta? Che ammazza la pianta. Il fungo ammazza Attacca la radice e sostanzialmente la demolisce. Prendi una pianta come l'almirare Melera che ho fatto oggi, prendi senti il fungo come una della pianta deperisce. Se è una pianta di vitigno bianco, la vedi che è bianca, deperita, spenta, se è di vitigno rosso. sul fungo normale, cioè normalmente non è fungo, I funghi sono sapofiti, sono funghi che nella terra convivono con le piante, però sono funghi che abbiamo dei problemi. Noi abbiamo gli amici che sono la fortuna delle piante, che mettono in contatto tutte le piante. Però in questo caso l'almirare Melera ha un problema di mente, non abbiamo nulla, non abbiamo assolutamente nulla, solo non coltivato. E molto spesso, soprattutto in collina, dove c'è un salice per fare i vivini, è stato tagliato il marcitolo e poi di lavoro piano piano. Se viene fuori che dopo 30-40 anni.
In Slovenia, dove c'erano molti civili come da noi, adesso la diversa diventa molto perché non si risolve. Poi questo qua è un vignito messo di buona macchina, lo vedete dall'inizio alle viti, vedete, perché quando si fanno vigneti di questi diversi dove solo la macchina salva. Ecco, questo qua invece è il lavoro fatto a mano. Lo vedete lì, è stato messo a mano con le mani, di una legata le radici, poi è stato tutto. Un altro aspetto di tipo che fa parte della nostra cultura era quello che, se voi vi siete mai chiesto tutte le vecchie varietà che sono legate a noi come sono venute fuori, sono quelle che noi abbiamo, ci stanno circondando adesso, possiamo stare liberi, sono tutte piante che sono arrivate o da seme o da mutazione. E quindi il nostro agricoltore del passato ha saputo selezionare, no? Esistono le mutazioni. No, ad esempio, noi abbiamo parlato di glera. La glera è frutto di un incontro spontaneo tra un vecchio vitigno della Pannonia, la Vulpea, che abbiamo rintracciato a Felis, ma non sappiamo qual è il papà o viceversa. No? Probabilmente quella vite lì c'è stato nel passato un agricoltore che l'ha allevata, ha visto che faceva bei grappoli e se l'è tenuta. E quindi è arrivata a noi. Lo schioppettino di Colbotto ha gli stessi genitori. Vuol dire che l'incrocio tra la Vulpea è sempre la Vulpea la mamma, magari la Vulpea si è incrociata con un altro papà e ha dato dei semi e a quel posto hanno visto i grappolini e gli schioppettini non andavano bene perché erano buone ed erano molto produttive. Quindi le varietà che sono arrivate a noi hanno questa origine. No? Poi un'altra delle origini che ci sono, soprattutto nel mondo della qualità, sono andato un po'. Ecco, vedete qui un impianto di pianura di vigneto del Pordenonese, qui sono filati un chilometro di gleba. Quella viticoltura per irrigazione, subirrigazione, in terrazza? tutto interrato, tutto No, interrato. in terrazza tra una e l'altra. Bene. In terrazza. La pianta è pianta, 1,20 m la gleba, 1,25 perché è una pianta vigorosa. Ecco, vedete la mutazione. Molte delle viti che noi coltiviamo, fate conto Pinot Grigio, Pinot Nero, Chardonnay, o altri viti, fanno frutto di mutazioni germanie. Vedete, queste chi trova le mutazioni? Io nella mia vita ne ho trovato una decina, quindi sono stato anche fortunato forse, anche di cose che di pregio che si stanno coltivando. E vuol dire, madre natura, per motivi anche suoi, cambia, ha una germa e cambia qualcosa. Quindi questo qua è un vedete, questa è la vite, mamma è il Merlot, è mutato il grigio, questo è un Merlot grigio. Voi sembra un Pinot Grigio, ma in realtà è un Merlot grigio, vedete? Qui è un Merlot speronato, una gemma delle due lasciate, ha fatto un germoglio che invece di dare l'uva nera ha dato l'uva rosa. Nel passato l'agricoltore in genere è un grande osservatore. A lui non sfuggiva nulla, camminava e vedeva, osservava, non guardava, osservava. Per cui quando trovava queste cose qua, le salvava, le riproduceva in vegetativo, nascevano nuove varietà. Non so, chi coltiva ad esempio il Pinot Grigio, molto spesso vede che il Pinot Grigio è con gli occhi e che geneticamente deve il Pinot Bianco, ogni tanto c'è una regressione genetica. No, quindi sono tutte una cosa che ci circonda. Enos, che aveva parlato di una sera della ribolla, una delle ribolle che poi di maggior successo è una mutazione germania che ho trovato io, che dà una forma particolare di ribolla. Ecco, oggi se ne sono. Queste cose qua, perché oggi si trovano poco? Perché oggi nessuno va più in vigna, perché oggi in vigna andiamo come i doni, ma il dono non vede queste cose. Il cose qua bisogna passarsi vicino, magari ritornare indietro perché la coda dell'opera è vista qualcosa che non c'è. I nostri vecchi lo facevano. Allora tutto il patrimonio genetico che noi abbiamo è
frutto di queste osservazioni. Il tokai che noi coltiviamo qua non è altro che una mutazione genetica del Sauvignon francese, no? Oppure anche nell'ambito del sesegalità abbiamo le mutazioni genetiche. Nel tokai abbiamo il tokai della foglia rossa, oppure abbiamo il Sauvignon gris, abbiamo tutta una serie di mutazioni che sono state trovate nel tempo e ci hanno permesso di arricchire il patrimonio genetico, pelografico della nostra viticoltura. Quindi anche noi qua io ho trovato delle mutazioni sul Merlot, sul Sauvignon, sulla Ribolla, quindi ci sono, bisogna trovarle, avere la fortuna di trovarle, perché nascono e spariscono, perché quella gemma lì cambia un anno, se l'anno dopo tu la cavi sotto è persa, o la cogli o non la cogli. Allora bisogna camminare nelle linee e quindi avere la voglia, il tempo e la passione. Ecco, io adesso sono a vostra disposizione perché altrimenti so che ho tirato a lungo un'ora e mezza, vi ho un po' stancati, ci sono delle domande ben volentieri perché sono veramente finiti. Devo avermi dei numeri perché aveva creato delle aspettative di una bella preoccupanti. Se c'è qualcosa ben volentieri. Quanto riguarda adesso sport investi, io ricordo del ragazzino che abbiamo fatto, la pelle e la soluzione che si metteva giù Sì, e si innestavano, quello era ad il suo. agosto quando era Questo era la tradizione del sud, non al nord. Si metteva selvatico e poi si innestava. Al sud. Non abbiamo la manualità, che non è di qua. Perché quando lo facciamo qua dobbiamo andare a prendere in Argentina. Qualcuno che fa quell'operazione lì di innesto sul selvatico, gli estatori ci arrivano dall'Argentina. Non abbiamo manualità, non abbiamo. Non c'è nulla da fare. Sì, ma è un'evoluzione, non c'è una... Chiede si sente anche il perché non c'è. Cioè uno se non ha una motivazione non si ferma, le motivazioni vengono create, non basta fare bla 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 bla. Non abbiamo. E la viticoltura friulana, la viticoltura veneta, non vive sui nomi, vive su di essa comunità, perché le forzature sono fatte con gli extracomunitari, le operazioni verde sono fatte con gli extracomunitari, molto spesso le vendiamo con gli extracomunitari. Noi non abbiamo più tempo per le vendiamo. Non fate culturale. Dove si può, si fa anche quello, non si può fare tutto si meccanizza. Poi la meccanizzazione non è certamente l'arte della vigna. Ma l'acino No, le macchine di oggi sono macchine molto raffinate, molto soffici. Non è quello il discorso. È tutto un resto. Cioè, il vino che voi prendete molto spesso è filosofia, è storia, è cultura, è terra, è modo di fare, è passione. Quello che noi stiamo perdendo è questo, no? Perché? Perché poi se il problema di trasmetterla non è facile. Allora, la passione si trasmette se è vissuta, quando la passione non è vissuta non è nello stesso modo. Se non le altre, io ho la Il trend è questo? Andremo sempre verso quei filari del Pordenonese oppure possiamo cambiare? Non vedendo quel tipo No, di credo che non torniamo indietro. La collina è una riserva indiana. Scusa? La collina sta diventando una riserva indiana. Nel senso che vengono degli indiani. Non so se mi capisce. Il western. Sai cosa vuol dire produrre due in collina? Allora, io le faccio io non sono un momento, ma poi spiegare allora, se lei va, anche quest'anno probabilmente va sul collo dei risultati, noi produciamo degli elementi di collina, 60-70 quel contadino che può sempre per vendere l'uva, si arriva a bene per un euro, solo 7.000. Produrre quel filo di uva lì costa per euro, 20.000 euro. Sino a quando sai, chi prende i 14 del nome non per quello è destinato a noi, perché non posso fare, ma per noi.
Allora, qual è il giovane che rimane in politica? Allora io ho scritto, questo l'altro giorno, non bene che poi è stato tenuto per motivi di salute, ma per poter arrivare a rendere un tipo 60 euro è anche grazie a quelli. Sì, però le cantine sono bellissime. Questo è un altro discorso. Cioè, Quando lei allora ci sono cantine bellissime, grosse, questo è un mondo. Esiste poi il mondo della collina, della micro-collina, della media. La collina vive sulla micro-media, perché per mantenere pulite le colline lavorate ci vuole molto passione. Sa cosa vuol dire andare a tagliare l'erba con la falce, con le sussurriatori, sul defilare? Io dico con la falce che gli sussurriatori mi rovina la vita, diceva quel signore della collina. No? Allora non abbiamo detto, chi va con le sussurriatori? Non ci sono gli italiani, no? Gli albanesi. Ma quando arrivano albanesi con dei sussurriatori, deve fare tanto lavoro. Alla fine le ha fatto più danno che bene. Quindi quando non ci sono quelli cosa fa? Chieda. Vaccino di 60-70 anni che abbia visto quello che ha visto lei, per non dire, queste sono delle icone, io le metto lì come urto, capito che quelle sono icone, non esistono più quelle icone. Quindi non c'è, la collina è destinata lentamente a morire. Anche o uno ha la fortuna di produrre del vino ed è bravo, vende 30-40 euro la bottiglia, va bene, però non tutti lo potranno fare. E gli altri che lo fanno. Se il mondo è quello lì del Pordenone va bene così. Sì, però signora, esiste un potere di acquisto della gente. Quanti possono, secondo lei, acquistare una bottiglia di 40 euro? Cioè, tutti. Quanti? Tutti. Il cellulare di 400 Questo è un altro discorso. La macchina, io ti succo, Ma questo è un altro discorso. posso, Sappiamo che non è così. Per cui dobbiamo essere bravi, chi riesce a fare fuori dal mondo, chi ce la fa anche i suoi successi, prodotto di fatti, di viticoltura, in collina è in regressione. E se lei i terreni di collina non li vuole più nessuno, sa? Nessuno vuole più fare in collina. Anche a Valdobbiadene. Valdobbiadene è interessante, se anche Valdobbiadene perché c'è un fenomeno concesso, se non ci fosse il fenomeno concesso. Insegna signora, si fa scusa portare il marito. Sì, dobbiamo considerare le cose bene, perché io ho visto l'evoluzione della storia nei pregi e nei difetti, l'ho detto prima, non abbiamo sbagliato come selezione, però vedi come mai i viticoltori friulani vendono le aziende grandi? Ti siete mai chiesti? Chi sta acquisendo la viticoltura friulana? Vuol dire che noi non siamo capaci o gli imprenditori o non abbiamo voglia di assorbire le sfaccettature. Ha capito il discorso? E più poi le aziende friulane sono in mano perché investono in Friuli. Noi non siamo capito cosa, dovremmo chiederci anche perché. Mai sempre vedere la colpa agli altri. Noi, il difetto dei friulani è di non sapere farsi autocritica. Noi siamo molto lamentosi, ci lamentiamo di tutto, siamo capaci di guardare gli altri cosa fanno, ma non siamo capaci di farlo. Un bel difetto per gli altri. O si vede i contadini, si vede un po' le vere. Non sono di un altro mondo, A 2 anni portavo vedi con mio nonno, quindi faccio conto di quanto tempo è che sono qua. E c'è un futuro, Come? c'è un futuro per noi friulani, no? Se abbiamo voglia di lavorare la sera. Perché non è quello che non lavoro? No, mi dispiace. Su quel fatto lì siamo veramente dei grandi. Non mica per i modi che conosco entrambe le due culture, perché io lavoro di qua e di là. Quindi so molto bene le due culture. Bon. Signori, Grazie. io ho fatto un po' di provocazioni, non mandate